Dimitri Coin, un unplain alla recente tornata di elezioni amministrative nei comuni. Ora il successo in queste elezioni provinciali, insomma, davvero un periodo d'oro per la Lega che lei guida in provincia. Sì, diciamo che negli ultimi 2 anni abbiamo collezionato dei risultati assolutamente importanti perché partiamo dalle elezioni regionali con Luca Zaia e con gli 8 consiglieri regionali che la provincia di Treviso ha mandato a Venezia, compreso appunto l'assessore e il presidente. Siamo passati poi ai 4 comuni l'anno scorso, i 7 di quest'anno che fanno 11, quindi tutte le consultazioni sono state portate a casa e la provincia di Treviso che era un nuovo tipo di elezione per cui davvero era una tornata elettorale questa che vedeva i consiglieri comunali esprimersi abbastanza incerta e che era difficile pronosticare. Il risultato è arrivato e questo ci dà molta soddisfazione. Un risultato che rappresenta anche un segno, un'indicazione politica forte, secondo lei? Io credo anche di sì, perché alla fine quando si confrontano due sindaci importanti di fazioni diverse, di appartenenza politica diversa, come Manildo, espressione del PD e sindaco del più importante comune della provincia, appunto che è Treviso, e Stefano Marcone, che è il sindaco di Castelfranco, la connotazione politica la si assume come, e questo è stato dimostrato chiaramente dal risultato, che è un po' anche il riflesso di quella che è l'appartenenza politica trevigiana. Infatti avete detto Manildo non avrebbe rappresentato l'effettiva natura della provincia, l'effettivo orientamento anche degli elettori poi della provincia, insomma, visto che i sindaci espressione del territorio poi sono in maggioranza della Lega o di centrodestra. Sì, infatti questa è stata la considerazione che si faceva tra di noi anche nei giorni scorsi. Avesse vinto Manido non sarebbe stato riflesso della società trevigiana. Abbiamo visto invece che i consiglieri comunali hanno onorato il mandato che hanno ricevuto i rispettivi cittadini a rappresentarli nei singoli comuni e lo hanno riversato anche in queste consultazioni, quindi il riflesso reale della società trevigiana politicamente parlando si è avuto. Centrodestra unito. Sì, sì, in questa consultazione sì e speriamo che sia di buon auspicio anche per le prossime consultazioni per il futuro. Che ruolo può avere questa nuova provincia dopo questa riforma, secondo lei? Ma il ruolo è sicuramente diverso rispetto a prima, non si sa ancora quali siano esattamente le competenze, quali siano i fondi che sono a disposizione. Una riflessione però la farei, secondo me la soppressione delle province è stata un po' una cosa poco condivisibile personalmente da me, perché io ritengo che fosse un ente intermedio che servisse molto alle amministrazioni comunali e che invece ora spogliato di competenze lo sia un po' meno. Ecco. Quindi non bisognava, come dice qualcuno, forse meglio eliminarle del tutto a questo punto. Ma così come sono non sono state eliminate, sono stati eliminati i consiglieri comunali, sono stati azzerati i compensi, ma non sono quelli che danno efficienza o inefficienza a un ente. Eh, Questa vittoria comunque non mette in discussione anche quel rapporto di collaborazione poi nelle questioni territoriali, nella gestione del territorio che anche lei con la sua gestione sta portando avanti anche con il centrosinistra. Sì, assolutamente. Questa è una consultazione che ha avuto un risvolto politico, però la gestione territoriale di quelle che sono partecipate, che poi alla fine sono servizio per i cittadini, io sono convinto che va fatta per riflesso e appartenenza territoriale, coinvolgendo assolutamente tutti. Faccio fatica a pensare che questioni ambientali possano avere un colore politico di centrodestra piuttosto che di sinistra, riguardano tutti e chi ha l'onere e l'obbligo di gestire anche partiti politici, anche in realtà piccole come la provincia di Treviso, come un segretario provinciale che posso essere io, non può prescindere da questa considerazione. Ora si punta sul capoluogo, su Treviso.
Sì, a Treviso mancano ancora 2 anni, praticamente poco meno. L'anno prossimo abbiamo altre consultazioni importanti, abbiamo Conegliano sopra i 30.000 abitanti che va al voto, e abbiamo altri 17 comuni, sono 18 in totale quelli che votano l'anno prossimo. È chiaro che Treviso è l'obiettivo principale di tutto questo percorso, perché anche a Treviso l'attuale amministrazione non è il riflesso dei trevisani.